Buonasera amici del futsal, collegati sul canale YouTube della divisione Calcio a 5 italiana. Si stanno disponendo in campo le formazioni della Futsal Cesena e dello Sporting Altamarca. Vi parla Alessandro Mambelli con la collaborazione tecnica di Gaetano Genovese. Siamo al mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Sta per iniziare la giornata numero 11 di andata del campionato di Serie 2 Elite Girone A. Sporting è al terzo posto con 23 punti, tra l'altro miglior difesa del campionato, solo 18 gol subiti. La Futsal Cesena si trova a quota 9 punti in piena bagarre per la salvezza, stessi punti del Leonardo Cagliari e del Modena Cavezzo. È iniziata la partita. Calcio d'inizio per i padroni di casa che schierano, vediamo, Butturini, Dentini che cede il pallone ora a Pieri, Montalti e Bomber Gardelli in attacco. Zara Antonello ancora a cercare Baron, al quale sfugge letteralmente il controllo del pallone, e poi Butturini guadagna una rimessa laterale. Schermaglie tattiche, Dentini, lo scambio con Gardelli che prova ad andare in proprio, la deviazione sulla quale per poco Dentini non arrivava. Può ripartire la squadra ospite, ritmo ora che si è alzato con Cerantola di nuovo sulla sinistra, serie di finte, la conclusione, qui è bravo Montalti, tenta il contropiede Montalti, palla per Dentini, secondo palo Nabil, attenzione, punizione a 2, Gardelli e Dentini sulla palla, il tocco, Gardelli, ancora Miraglia, ancora Dentini, Pasolini non trova lo spazio per la conclusione, Zandoli attaccato da Bon, Dentini attaccato da Carlo Uenu, poi attenzione, Gardelli non ci arriva, gliela aggiusta Dentini, Gardelli prova la conclusione, palla sul fondo, Cerantola parte come un missile dall'altra parte, scarico per Murga, l'1-2 al centro, per fortuna della Futsal Cesena. Ora Cerantola col 7 va a cercare lo scambio con il proprio compagno, la conclusione, la deviazione di Pieri, giocata da dietro Owenu dall'altra parte per il proprio capitano. Zarantonello ha un po' di spazio, Pasolini conquista un bel pallone, attenzione in fascia, Pasolini in mezzo per Gardelli, l'azione dirompente del capitano Simone Pasolini che mette in mezzo un pallone solo da calciare dentro. Gardelli per un attimo stava per conquistare il pallone, poi un rimpallo, attenzione, lo favorisce Gardelli, la conclusione alta sulla traversa. Ora Murga, lo scambio veloce, Uenu contro Zandoli, 1 contro 1, va a cercare la conclusione, non male, anzi è corner. Uenu la mette in mezzo, risponde Montalti, attento Andrea Montalti, adesso Pieri, palla per lui, sulla destra Dentini, c'è un varco, Dentini in area, Dentini, Miraglia esce, ancora Dentini, Zandoli, conclusione per Traversari, e questa è un'occasione colossale. 12-10 alla fine, laterale, Uenu si libera, conclusione deviata e poi parata da Montalti. Traversari può andare, si è liberato, Traversari è solo, la mette per Dentini, errore anche questa volta clamoroso della Futsal Cesena. Può andare Gardelli, può volare Gardelli, la conclusione, il palo. Riparte lo Sporting, attenzione, Cerantola in dribbling, Cerantola si accentra, lo attacca Pasolini, lo costringe a retrocedere, palla da quest'altra parte per Bona, ancora Rosso, questa era una bella azione obiettivamente ben costruita dallo Sporting. Attenzione, clamorosa superiorità numerica dello Sporting, Uenu, Montalti, che parata, Gardelli, palla sul fondo, e adesso sono azioni da una parte e dall'altra. Poi in 2 sulla palla, attenzione, occasione per Baron, clamoroso, Montalti, attenzione, la palla per Gardelli, Gardelli è solo e arriva il 2-0 di Dentini, errore clamoroso dello Sporting Altamarca, il lancio di Montalti, attenzione,
rimpallo che per fortuna favorisce Pieri, che vede Dentini per Gardelli, e adesso è 3-0, bello rotondo. Butturini e Dentini non se ne mandano a dire, molta tensione adesso in campo, attenzione, Pieri perde il pallone, Cerantola solo e va a segnare il 3-1 Ouanou. La alza tutta per Gardelli, palla per Butturini, 8 secondi, Gardelli, Butturini, poker della Futsal Cesena, 4-1. La Futsal Cesena saluta il mini palazzetto Paolo Paganelli per il 2024 con una bellissima vittoria per 4-1 sullo Sporting Altamarca. Sale a 12 punti in classifica, si prepara alla trasferta in terra di Sardegna il 28 di dicembre, quando farà visita a Leonardo.